Avete mai desiderato di fuggire dal caos della città e immergervi in un luogo dove il tempo sembra scorrere a un ritmo diverso? Un'oasi di pace e tranquillità. Esattamente. Oggi ci addentreremo in un luogo proprio così, la Val Rosandra, un angolo nascosto a pochi passi dalla vibrante Trieste, ma con un'anima selvaggia e una storia millenaria. Oh, la Val Rosandra, un vero gioiello. Per questa deep dive abbiamo consultato diverse fonti, per immergerci completamente. E cosa abbiamo a disposizione? Abbiamo le pagine di Wikipedia dedicate alla chiesa di Santa Maria in Siaris, a Emilio Comici e alla Val Rosandra in generale. Ottime fonti, complete direi. Già, e non solo. C'è anche un articolo di blog molto interessante che descrive un'escursione recente nella valle. Un mix di storia, natura e avventura, quindi. Esattamente. Il nostro obiettivo oggi è quello di distillare l'essenza di queste fonti e presentarti una panoramica completa della Val Rosandra. Senza però sovraccaricarti di informazioni, giusto? Assolutamente. Vogliamo farti vivere un'esperienza coinvolgente e farti sentire quasi come se fossi lì con noi. Benissimo, allora partiamo. Da dove iniziamo? Prima di tutto, dove si trova esattamente questa Val Rosandra? La Val Rosandra si trova proprio alle spalle di Trieste, tra il comune di San Dorligo della Valle o Voline in sloveno, il comune sloveno di Apellicosina, Harpelgecosina. È una valle scavata dal torrente Rosandra, che in sloveno si chiama Glinacica. Quindi siamo proprio al confine tra Italia e Slovenia. Esatto, un luogo di incontro e di scambio tra culture, e la valle stessa è un vero spettacolo naturale. In che senso? Immagina rupi scocese, ghiaioni, pareti a strapiombo, la cascata Supet e le forre. Un paesaggio quasi primordiale che attrae speleologi, rocciatori ed escursionisti. Wow, un vero paradiso per gli amanti della natura e dell'avventura. Ma da dove si accede alla valle? L'accesso principale è dall'abitato di Bagnoli della Rosandra, Boljunek in sloveno. Ok, abbiamo un'idea del contesto geografico, ma la Val Rosandra ha anche una lunga e ricca storia, vero? Certo, la sua storia inizia addirittura nella preistoria. Ah, addirittura? Sì, sono stati trovati reperti archeologici del Neolitico, in particolare nelle grotte sul versante destro della valle, come la grotta delle finestre ed anche delle gallerie. Che funzione avevano queste grotte? Venivano usate come magazzini, stalle e rifugi temporanei, un po' come dei ripari di fortuna per pastori e viandanti. Interessante, quindi la valle era un luogo di passaggio già in tempi antichissimi. Esattamente, era l'unico collegamento naturale dal mare verso l'interno, oltre l'altipiano carsico verso la Slovenia. Una sorta di via di comunicazione strategica. Proprio così. E i romani, che erano grandi costruttori di strade e infrastrutture, lo capirono bene. Cosa fecero? Nel secolo DC costruirono un acquedotto lungo ben 14 chilometri che portava l'acqua dalla sorgente del Rosandra fino a Trieste. Un'opera imponente. E come si chiamava questa sorgente? Inizialmente era chiamata Clinciza, ma poi fu ribattezzata Fonsopia da Domenico Rossetti. Quindi l'acquedotto romano era fondamentale per l'approvvigionamento idrico di Trieste. Esatto. E lungo la valle c'erano anche postazioni militari per proteggere l'acquedotto e la strada. Immagino che l'acquedotto non sia più in funzione, è vero? Purtroppo no, se ne conservano solo poche tracce, ma pensa che nello secolo si pensò di restaurarlo per far fronte alla crescente necessità di acqua a Trieste. Sarebbe stato fantastico vederlo ancora in funzione, ma la Val Rosandra non era solo un passaggio strategico per l'acqua, giusto? No, era importante anche per il commercio. Alla foce del Rosandra c'erano delle saline che producevano sale, una risorsa preziosissima a quel tempo. Oh, capisco. Il sale era un bene di primaria importanza. Esattamente, le saline della Val Rosandra furono fonte di ricchezza, ma anche di conflitti con Venezia, che voleva controllarne il commercio. Quindi la valle era una sorta di via del sale. Sì, la strada che risaliva la Valle dalle Saline era l'unico collegamento di Trieste con l'entroterra. E per proteggere questa via commerciale vennero costruiti dei castelli, giusto? Certo. Ci sono i resti del castello di Mocco o Zabreșec, distrutto nel 1511, e del castello di Funfenberg, che serviva per la riscossione dei dazi. Un vero e proprio sistema difensivo a protezione della valle. Sì, e poi c'era il Tabor di Traga, costruito su uno sperone roccioso per difendersi dalle incursioni turche. E infine il castello di Vikumberg o Vincimberg, costruito dai conti Karsberg vicino a Becca in Slovenia. Esatto, ma con tempo la via del sale perse importanza. Cosa accade? Venezia impose la distruzione delle saline e poi i triestini costruirono una nuova strada, l'attuale via commerciale, che era più comoda e diretta. Quindi la Val Rosandra perse la sua centralità commerciale. Sì, ma questo permise alla valle di conservare la sua bellezza naturale. Un aspetto positivo, direi. Ma la valle aveva anche un'altra risorsa. I mulini. Vero. Lungo Rosandra c'erano numerosi mulini ad acqua, alimentati dalla forza del torrente. Che tipo di mulini? Non erano i classici mulini per il grano, ma erano specializzati nella lavorazione di spezie e droghe che arrivavano al porto di Trieste.
Quindi una sorta di industria proto-industriale. Esattamente. Le spezie venivano poi trasportate via terra verso i mercati dell'Europa centrale. E quanti erano questi mulini? Nel Moulin Rouge 76 si parla già di 3 mulini in funzione, ma nel 1756 ce ne erano ben 16. Un bel numero! Sì, e uno di questi aveva addirittura 3 ruote idrauliche. All'ingresso della valle, nella piazza di Bagnoli, c'era un punto di smistamento dove i carri attendevano di caricare le spezie. Una vera e propria catena di produzione e distribuzione. Esatto. Peccato che oggi non rimangano quasi più tracce di questi mulini, cancellate dal tempo e dalle guerre. Un vero peccato, perdere così un pezzo di storia. Ma la Val Rosandra ha anche un tesoro nascosto. La chiesa di Santa Maria in Siaris. Ah, un luogo magico. Si trova quasi alla fine della valle, ai piedi del Monte Carso, lontana da centri abitati e raggiungibile solo a piedi. E il suo nome in sloveno qual è? Cerchev Suist Marije na Pece, che significa Madonna sulle rocce. Un nome evocativo. Già, e la leggenda dice che fu fatta costruire da Carlo Magno, che voleva esservi sepolto. Wow! Ma a parte la leggenda, cosa sappiamo della sua storia? I primi documenti storici risalgono al Tritroce Terte e parlano della confraternita del Santissimo Sacramento di Trieste. Cosa c'entra la confraternita con la chiesa? Beh, nello statuto della confraternita c'è una penitenza per i bestemmiatori. Dovevano recarsi scalzi fino alla chiesa, che distava ben 12 chilometri. Una penitenza impegnativa. Già. E poi c'è un testamento del 1897, in cui un certo Valle da Boljunec lascia una vigna ai monaci sulle rocce. Quindi la chiesa era già un luogo di pellegrinaggio. Sì, ma nel corso dei secoli è stata restaurata e ampliata, poi abbandonata e vandalizzata, infine recuperata grazie all'impegno di privati. Una storia di resilienza. Esattamente. Oggi è di nuovo meta di pellegrinaggi e si celebra anche una processione tradizionale. Una bella storia di rinascita. Ma passiamo a un altro personaggio legato alla Val Rosandra, Emilio Comici. Un nome leggendario per l'alpinismo. Cosa lo lega alla Val Rosandra? Comici mosse i suoi primi passi come alpinista proprio qui, tra le Alpi Giulie e le pareti della Val Rosandra. Era un pioniere del 6° grado, il massimo livello di difficoltà nell'arrampicata di quel tempo. Quindi la valle è stata una sorta di palestra per lui. Sì, e non solo. Nel 1929 fondò a Trieste la prima scuola di arrampicata in Italia. E questa scuola esiste ancora. Certo, dopo la sua morte fu intitolata a lui e oggi si chiama Scuola di Alpinismo Emilio Comici. Un bel riconoscimento. Già. A Comici sono stati dedicati anche rifugi alpini, un scippo commemorativo in Val Rosandra e persino una via alpinistica. Una vera icona dell'alpinismo. Sì, e la sua filosofia era quella di un'arrampicata eroica, dove il movimento del corpo diventava quasi un'espressione artistica. Interessante. E tra le sue tante scalate, quali sono le più famose? Beh, sicuramente la via nominata sulla torre nominata, la via Comici sulla cima di Rifreddo e la via Comici Fargian sul Monte Cimone del Montasio e sulle 3 sorelle del Sorapis. Wow, nomi che evocano sfide impossibili. Già. E poi ci sono la via Comici Salvadori sulla Torre del Diavolo, la via Comici Benedetti sul Monte Civetta, la via Comici di Mai sulla cima grande di Lavaredo, lo spigolo giallo sulla cima piccola di Lavaredo e la via Comici sul Salame del Sassolongo. Incredibile. Ma la sua vita finì tragicamente, vero? Sì, nel 1940 morì a soli 39 anni a causa di un incidente in una palestra di roccia. Una corda si ruppe durante un'arrampicata. Una fine davvero triste per un grande alpinista, ma tornando alla Val Rosandra, come si presenta oggi a chi la visita? Beh, nell'articolo di blog che abbiamo letto si parla di un'escursione lungo la ciclo pedonale Cottour. Che cos'è? È una pista ciclabile pedonale che segue il tracciato della vecchia ferrovia Trieste-Erpele. Ah, interessante. E come si svolge questa escursione? Si parte dal parcheggio sulle Spilevi vicino a San Dorligo della Valle, si passa per il casello Gabrio Modugno, si scende a Bottazzo, si sale alla chiesa di Santa Maria in Siaris e infine si arriva a Cippo Comici. E lungo il percorso si può ammirare il panorama. Certo. Si ha una vista spettacolare sulle falesie, come la piccola ferrovia, gli altari, la parete del casello, e concave, Amicizie e Montasio, e la via La Grande sul Monte Stena. Un vero paradiso per gli escursionisti. Ma la Val Rosandra è anche una riserva naturale, vero? Sì, dal 1996 è stata istituita la riserva naturale della Val Rosandra, gestita dal comune di San Dorligo. Questo ha permesso di proteggere la sua incredibile biodiversità. E com'è la flora e la fauna della valle? È ricchissima, ci sono 2000 specie di funghi, 98 specie di piante vascolari, 300 specie di licheni e tantissimi animali. La valle è un punto di incontro tra il clima continentale e quello mediterraneo, quindi ci sono sia specie alpine che specie mediterranee. Ah, un vero e proprio laboratorio a cielo aperto. Esatto. E dal punto di vista geologico è interessante per lo studio del carsismo l'erosione delle rocce calcaree da parte dell'acqua.
Quindi la valle è un luogo di grande interesse scientifico. Sì, e non solo. È anche un luogo dove si incontrano paesaggi diversi. Il versante calcareo con la sua vegetazione rada e i suoi colori vivaci, e il versante in flysch più verdeggiante e compatto. Un vero mosaico di ambienti. Già, e a proposito dei contrasti, la vecchia ferrovia Trieste-Erpelle, oggi trasformata nella ciclopedonale Couture, ha una storia curiosa. Ti racconta. Fu costruita alla fine dell'Ottocento come parte della Südbahn austro-ungarica per collegare Trieste con l'Istria. Ma la sua costruzione fu difficile a causa del terreno carsico. Durante i lavori si aprì una voragine enorme, causando anche delle vittime. Ma alla fine la ferrovia fu completata. Nonostante tutto. Sì, ma non ebbe il successo sperato. Invece di trasportare merci, fu usata soprattutto per il trasporto di passeggeri, in particolare le contadine che andavano a vendere i loro prodotti a Trieste. E poi? Dopo la seconda guerra mondiale fu soppressa e i binari furono smantellati. Oggi è una bellissima pista ciclabile e pedonale. Una bella riversione. Sì, un esempio di come si può dare nuova vita a un'infrastruttura storica. E per concludere il nostro viaggio nella Val Rosandra, torniamo alla sua anima alpinistica. La Val Rosandra fu riscoperta dagli alpinisti all'inizio del Novecento. Le sue pareti offrivano un alto livello di difficoltà fino al 6° grado. E questo attirò l'attenzione di Emilio Comici, giusto? Esatto. Comici fondò la sua scuola di roccia proprio qui, attirato dalle sfide che la valle offriva, e la scuola è ancora attiva oggi, a testimonianza della grande tradizione alpinistica della Val Rosandra. Quindi la Val Rosandra è un luogo ricco di storia, natura e sport. Sì, un vero e proprio scrigno di tesori a 2 passi da Trieste. Un luogo dove si intrecciano le storie di popoli diversi, di commercianti, di pellegrini, di alpinisti e di amanti della natura. Un luogo che ci invita a riflettere sul profondo legame tra l'uomo e il paesaggio. E chissà quali altri segreti ci riserva ancora questa valle, tutta da scoprire. Chissà, forse la prossima escursione ci svelerà nuove meraviglie.